Il 23 maggio 1992 veniva ucciso a Capaci il giudice Giovanni Falcone insieme con la moglie e gli agenti della scorta e a meno di 2 mesi di distanza, il 19 luglio dello stesso anno, una strage analoga per violenza e gravità uccise il procuratore Paolo Borsellino. Uno dei momenti più cupi della recente vicenda politica e sociale italiana, ricordati stamane dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Agrigento e rievocati dal comandante della Guardia di Finanza, colonnello Pasquale Porzio. È importante mantenere intatta la memoria di quello che hanno fatto, degli insegnamenti che hanno lasciato. Un percorso di legalità senza i giovani non si può neanche immaginare, insomma, non si può immaginare ed è quello che rende fondamentale l'intervento presso le scuole, quello che rende fondamentale gli accordi e gli incontri che vengono fatti durante tutto l'anno scolastico nelle scuole per la diffusione del concetto di legalità. Una giornata di riflessione e di studio dedicata alla memoria dei 2 giudici a 20 anni dalla tragica scomparsa, che ha concluso le attività dell'attuale anno scolastico fortemente dedicato ai temi della legalità e della cittadinanza attiva e responsabile. Sono 2 persone che anche dopo la loro morte hanno lasciato un segno indelebile nel nostro cuore, quindi come hanno scritto i cittadini palermitani dopo la loro morte, i mafiosi non li hanno uccisi, ma perché le loro idee continuano a camminare con le nostre gambe. Siamo qui a rievocare 2 persone che per noi sono vive, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vive con le loro idee, vive con i loro progetti, vive con le loro possibilità di insegnare ai ragazzi e alle ragazze di oggi possibilità nuove di presente e di futuro. Un momento sarà anche dedicato alla testimonianza dei vostri piccoli garibaldini inseriti nell'ambito del progetto Poliziotti di Quartiere. Un bel progetto che abbiamo portato avanti con la collaborazione della Questura, un progetto voluto fortissimamente dal signor Questore, che noi ringraziamo per questo sguardo paterno sulla nostra scuola, ed è la concretizzazione della possibilità operativa di realizzare legalità a partire dai ragazzi. Stamane in questa giornata di rievocazione ospiti anche gli studenti della Sciascia a conclusione del progetto Orientamento. Esattamente, questa è una giornata dedicata alla memoria, luogo emblematico diventa la scuola, dove le radici storiche, le voci eterne del passato servono a confronto con le generazioni future per preparare il loro progetto di vita, che sia un progetto sensato all'interno di una società civile in cui tutti, ognuno apportando il proprio contributo, rispetti i diritti degli altri.